Ecco, allora io ritorno, sono l'architetto Sercon, si diceva prima una microimpresa che in realtà è uno studio di pianificazione territoriale e ambientale, vedete un'industria, e mi occupo di pianificazione territoriale soprattutto e l'ho seguito in molti comuni del Veneto. E lavorando in questo settore ovviamente ho maturato una serie di riflessioni che probabilmente vanno sulla linea di quello che ci raccontava prima Luca Romano, che sono basate sull'esperienza proprio reale di questi anni, attorno a un tema che è il tema di come affrontare la situazione che si è creata nel settore edilizio immobiliare oggi, nel dopo crisi, e possibilmente affrontarla, come mi chiede Fiorenzo Carnieri, in maniera ottimistica, perché effettivamente la situazione è una situazione pesante, quella che si è venuta a creare. Noi abbiamo avuto in pochissimi anni, una decina di anni, un grande cambiamento, e lo abbiamo visto in queste immagini di satellite che ci dicono di quanto sia cambiata la realtà diciamo edilizia dell'intera Europa, e questo cambiamento è avvenuto contemporaneamente a un altro fatto. C'è stato e c'è un altro dato con il quale oggi dobbiamo confrontarci, che è quello del cambiamento globale del clima. Vuol dire che sono due temi, questo della crisi e questo del cambiamento globale del clima, sono due temi separati? No, sono due temi che nel trattare l'argomento della rigenerazione urbana devono necessariamente andare di pari passo. Qual è il punto di partenza? Come è stato detto, il Veneto ha avuto nell'ultimo decennio un'attività edilizia assolutamente abnorme rispetto agli altri dati italiani, sia per quanto riguarda la parte residenziale, sia per quanto riguarda la parte delle attività produttive. Questa attività è stata tanto intensa quanto è stata nello stesso periodo in declino la capacità di innovare e la produttività. Anzi, diciamo che la produttività nel Veneto ha cominciato a declinare ancora prima che la crisi cominciasse a manifestarsi concretamente, e viene sospetto, come c'è stato ribadito in alcuni interventi precedenti, che buona parte delle risorse siano in malo modo finite in operazioni più di tipo di rendita, come sono state quelle consentite proprio dal mercato immobiliare, attraverso dei percorsi e dei giri diversi, ma alla fine il risultato sia stato esattamente questo. Operazioni di rendita che però oggi mostrano tutti i loro limiti, soprattutto per il Veneto. Guardandolo in termini proprio di attività edilizia, noi abbiamo da una parte un boom rilevantissimo, a cui corrisponde la scomparsa del settore delle grandi imprese edilizie venete, perché con questi anni il Veneto non ha più grandi imprese in grado di competere, di costruire cantieri all'estero come ce li aveva prima. Quasi tutte le grosse imprese nel frattempo sono scomparse. Nel settore edilizio, se noi andiamo a guardare i permessi di costruire, la maggior parte dei permessi di costruire dell'ultimo periodo sono cose minime, sono ampliamenti che sono andati appunto a incrementare la dispersione dell'attività edilizia, che non sono andati a ricostruire un settore industriale maturo, ma sono andati semplicemente a sostenere delle piccole, microscopiche aziende che sono rimaste in quella dimensione. Il dato che però è importante capire quanto tempo ci metteremo a uscire da questo tipo di situazione. Questo è un ragionamento fatto da Normisma, simulando quelli che sono i dati della crisi del 29 e i dati della crisi attuale. Secondo questa previsione plausibile i tempi saranno estremamente lunghi, se questi sono i parametri sui quali noi ci muoviamo. Ritornando al settore edilizio,
noi oggi quindi siamo ancora in una profondissima crisi, con una grande quantità di patrimonio edilizio inutilizzato, con una scomparsa di un settore industriale importante che si è sciolto di fronte alla crisi, e abbiamo per conto un patrimonio edilizio che è quello che vediamo qui, un patrimonio edilizio vecchissimo che è quasi tutto proprietà delle famiglie. Se voi pensate che la prima legge, non solo vecchissimo ma anche insicuro, se voi pensate che la prima legge che regola le costruzioni dal punto di vista sismico è del 71, e oltre il 60% del patrimonio edilizio residenziale non è assolutamente a norma per quanto riguarda la parte sismica, e il 70% del patrimonio industriale, per non parlare di quelle che sono poi l'adeguamento sotto il profilo energetico di questo patrimonio edilizio. Quindi noi abbiamo uno stock enorme di patrimonio edilizio oggi assolutamente insicuro, non adeguato, costoso, e questo patrimonio edilizio è quasi tutto in carico da una parte delle famiglie, e rappresenta il patrimonio delle famiglie, dall'altra parte delle imprese, e fino a ieri tutti e due questi elementi sono stati elementi fondamentali sia per lo sviluppo delle imprese sia per la difesa del reddito delle famiglie. Noi dobbiamo anche valutare in quest'ottica e pensando specificatamente al settore edilizio come andiamo a spendere. In questi anni in campo di risorse energetiche e quindi di adeguamento anche del patrimonio edilizio abbiamo speso moltissimo sulle energie rinnovabili. Voi vedete che noi abbiamo preso impegni per una cifra rilevantissima sulle energie rinnovabili e presumibilmente spenderemo una cifra molto più contenuta per quello che riguarda il risparmio energetico, che invece sarebbe molto più facile fare. Al di là di questo impegno finanziario enorme a lungo termine, noi dobbiamo valutare anche gli effetti di questo impegno finanziario, in termini per esempio di occupazione. L'occupazione generata da un investimento nel settore delle energie rinnovabili è molto più contenuta dell'occupazione generata da un investimento fatto nella rigenerazione del patrimonio esistente, e lo stesso dicasi anche per quanto riguarda il PIL. Certo, produrre energie alternative ha un vantaggio, perché alla fine ha un vantaggio, ma dobbiamo pensare che tipo di svantaggi comunque ci porta, quindi la politica deve trovare un giusto equilibrio tra queste due linee di condotta nello stabilire quali sono le scelte strategiche per il futuro. Quindi non investiamo solo sul nuovo, ma investiamo, e è conveniente in termini di PIL, in termini di occupazione, investire molto e sempre di più sul vecchio. Su questo tipo di lavorazione si vede il risultato atteso proprio in termini di PIL tra i due tipi di investimento. Quando parliamo di rigenerazione urbana parliamo a un approccio che è un approccio di tipo integrato, nel senso che parliamo di rigenerazione fisica dell'edificio, parliamo di adattamento dell'edificio alle condizioni climatiche nuove che verifichiamo ogni giorno stanno maturando, parliamo anche di rigenerazione in termini sociali, nel senso che le città così come sono state costruite da questi anni di sviluppo sono città che dal punto di vista sociale possono presentare o già presentano dei problemi di coesistenza e di compatibilità. Abbiamo la necessità di riuscire a rendere più omogenee le città, oltre che innovarle dal punto di vista dell'estetica, dei fabbricati che le costruiscono, ma soprattutto dell'estetica dei contesti all'intorno dei quali vivono poi le persone. Il tema generale quindi è quello da una parte della rigenerazione fisica dei fabbricati, dall'altra della rigenerazione estetica e sociale, quindi di riuscire a mettere in piedi dei meccanismi che siano in grado di recuperare i fabbricati sotto il profilo della sicurezza, della
funzionamento tecnico dei fabbricati stessi. Pensate per esempio all'applicazione della domotica nel caso delle persone anziane, quanto può favorire il mantenimento della persona anziana all'interno di un fabbricato, senza doverlo portare in una struttura specializzata, se il fabbricato è un fabbricato intelligente e adattabile, e molti dei fabbricati, la maggior parte dei fabbricati esistenti sono facilmente adattabili, anche economicamente adattabili a questi nuovi tipi di uso. Devono essere comunque anche fabbricati che hanno caratteristiche diverse rispetto al passato, anche in termini di estetica e di qualità, nel senso che anche questo fa parte della qualità della vita, ma soprattutto per affrontare il tema della rigenerazione e degli ecoquartieri dobbiamo affrontarlo con un metodo diverso. Noi siamo abituati, e lo dicevamo anche questa mattina, a fare sempre le cose in emergenza. Non esistono programmi a lungo termine, eppure la Comunità Europea ci dà degli schemi di organizzazione e di investimento per le nostre azioni future che sarebbero di lungo termine. Noi lavoriamo sempre e continuamente sull'emergenza. Le grandi esperienze che è possibile vedere un po' in tutta Europa, e alla fine ve ne faccio vedere una, ci dicono che è possibile effettivamente ottenere dei risultati significativi solo con dei programmi a lungo termine che diano garanzia del finanziamento in un lungo arco di tempo, che siano monitorabili, che siano controllabili, che abbiano cioè le stesse caratteristiche che hanno i programmi europei, mentre noi continuiamo a intervenire attraverso investimenti spot assolutamente non coordinati e poi alla fine incidono in maniera poco significativa. Quindi noi alla fine dobbiamo riuscire a intervenire in termini di rigenerazione dell'edificio e in termini di rigenerazione del contesto. Questo dà dei vantaggi economici, nel senso che ci costruisce solo un'economia importante come numeri proprio per l'entità del patrimonio edilizio in gioco, e soprattutto è l'unica maniera per conservare il patrimonio nel tempo, il patrimonio delle famiglie e anche quella parte del patrimonio delle imprese che è legato al luogo di produzione. Se noi, una serie di direttive europee che sono già entrate in funzione, tenderanno, la classificazione energetica degli edifici è un dato di fatto, tenderanno a svalutare completamente i fabbricati che non hanno queste caratteristiche. Quindi quello che è stato il grande risparmio nelle famiglie sparirà in pochissimo tempo. Lo stesso per quello che riguarda le imprese, tenendo conto che, come diciamo prima, moltissimi di questi fabbricati sono insicuri e non adeguati alle nuove normative europee, quindi non sono nemmeno una garanzia plausibile nei confronti delle banche. E quindi i risultati li ho anticipati, sono quindi esattamente questi. Riuscire a intervenire per creare, riprendere per mano l'edificato degradato delle nostre città, che sia di grandi dimensioni o di piccole dimensioni, adattarlo al cambiamento climatico e renderlo sicuro e riqualificarlo anche dal punto di vista sociale è un qualcosa che ha un risvolto immediato in termini economici, che genera può ridare una dimensione nuova e sostenibile al settore edilizio attualmente totalmente congelato e concorrere alla creazione di un modo diciamo diverso di vivere. Per essere ottimisti volevo farvi vedere una piccola animazione su come le città possono cambiare tenendo conto del mutamento globale del clima, e quindi come anche la qualità del vivere in città, oltre che la sicurezza, possa cambiare se noi affrontiamo
l'organizzazione degli spazi urbani, anche con investimenti assolutamente modesti, in maniera da renderli più sicuri, ma anche più attraenti e anche più socialmente accettabili. L'animazione illustra cosa succede quando piove, ma cosa succede anche quando poi si va a costruire una città sopra un terreno naturale, e quali sono gli effetti di una città non sostenibile. Anche in questi giorni noi abbiamo avuto dei problemi di natura idrogeologica, tra l'altro proprio dalle nostre parti, non da poco, ed è un problema ricorrente e sempre più frequente. Mettere in sicurezza gli edifici dal punto di vista sismico è il primo elemento, metterli in sicurezza dal punto di vista idrogeologico è un altro elemento importantissimo come strategia di fondo. Non vogliamo continuare a buttare via una montagna di soldi a gestire delle emergenze quando ovviamente le cose potrebbero essere gestite prima, peraltro ottenendo dei risultati più significativi, andando a ricreare delle zone verdi, inventando delle opere di urbanizzazione che consentano di trattenere l'acqua, degli specchi, dei bacini di navigazione che siano anche delle zone ricreative, ma anche andando a ripensare le opere di urbanizzazione del centro in maniera più naturale, più sostenibile, più ecocompatibile, ma anche più sicura. Alla fine non ci vuole, non ci vuole molto, perché sono interventi molto tutto sommato contenuti, anche in termini di investimento, e anche le aree più degradate, come possono essere le zone commerciali o le zone produttive, possono avere lo stesso tipo di interventi. Queste sono le aree che contribuiscono di più a creare poi i problemi di esondazione e di difficoltà, diciamo, idraulica. Questo tipo di interventi sono interventi che vengono fatti in maniera abbastanza diffusa in molti paesi dell'est, stranieri e europei, concorrendo a eliminare il problema dell'esondazione, a migliorare la qualità ambientale complessiva, a migliorare e aumentare il valore dei fabbricati che sono collocati in questo contesto e alla fine a assicurare una qualità della vita migliore. E arrivo alla conclusione, perché dicevo sì, queste sono bacchette magiche forse, però ecco, no, non sono, io penso che non siano dei sogni. Per esempio andiamo a guardare degli esempi concreti, per esempio l'esempio francese, che ha una situazione che ci assomiglia abbastanza alla nostra. L'ANRU è un'organizzazione statale che ha utilizzato per 10 anni un investimento complessivo di 13 miliardi, che sono i fondi GESPER nostri per capirci, quindi erano fondi che erano già in qualche parte del bilancio. È intervenuta in 650 quartieri di tutta la Francia, della Francia e delle isole. L'intervento è avvenuto in parte demolendo, in parte riadattando, portando servizi nuovi e riqualificando questi quartieri che erano delle banlieue, erano delle zone assolutamente degradate e abbandonate, andando riqualificati nei termini che abbiamo visto prima. Quindi con che investimento? 13 miliardi sono stati messi dallo Stato, quindi l'intervento pubblico comunque deve esserci. Un'altra quota più piccola è stata messa dalla municipalità e da altri enti, ma la grossa fetta di questo investimento è l'investimento privato. Quindi sono stati i privati a finanziare la rigenerazione urbana di questi quartieri e a ricollocarli poi sul mercato a prezzi che sono concorrenziali per effetto dell'investimento. Il risultato in termini di indotto di questo investimento, che quindi prevede 13 miliardi da parte dello Stato,
ha complessivamente prodotto un investimento di 40 miliardi sull'intera operazione, comprendendo anche la parte privata, e un giro d'affari complessivo di 80 miliardi. Quindi riqualificando in termini energetici, sociali ed estetici una grande parte, diciamo, del territorio dei quartieri urbani degradati francesi. Quindi voglio dire, gestendo opportunamente le risorse è possibile fare realisticamente delle operazioni, purché abbiano un arco di attuazione sufficientemente lungo, siano programmate, siano monitorate e venga verificato in continuazione il raggiungimento dei risultati. Un po' come ci ha insegnato a fare l'Europa, o questo riusciamo a farlo e applicarlo anche a livello regionale, o noi non riusciremo mai a trasformare le migliaia, forse milioni di metri cubi inutilizzati o autorizzati ma non realizzati, che attualmente interessano l'intero Veneto e che invece devono essere completamente ripensati.